Buona giornata e ben trovati su www.venetoglob.com e naturalmente sulle frequenze di RC Radio Conegliano. Oggi parliamo di Vittorio Veneto Calcio e della sua splendida cavalcata vittoriosa nel campionato di promozione. Domani l'ultima giornata del campionato, l'ultima fatica, diciamo così tra virgolette, l'ultima festa per la squadra e per l'intera società. Domani, domenica 5 maggio, ultima gara al Barison per chiudere una stagione fantastica. In studio con noi oggi potrete ascoltare su RC Radio Conegliano 90.6, 90.100, 96.3 e vedere anche e ascoltare sul portale www.venetoglob.com un'intervista che abbiamo realizzato in settimana con il presidente Posocco, con il DS, il direttore sportivo della prima squadra Omar Leiballi, il DS, il direttore sportivo del settore giovanile Fabio De Martin e l'allenatore che è stato l'autentico motore di questa cavalcata vittoriosa della Bella. Cominciamo con Omar Leiballi. Leiballi, è vero, in effetti tu fuori onda dicevi ma mai però come questa volta lavorare bassi così ci ha dato quella possibilità di essere un po' la sorpresa del giorno. Sicuramente il non essere favoriti ci ha contrariamente a ogni aspettativa favorito, se non altro nelle prime partite dove non eravamo assolutamente considerati per la vittoria finale e quindi eravamo un po' snobbati sia dal mercato di estate che le prime partite assolutamente. Dopo piano piano abbiamo preso coscienza delle nostre possibilità e anche gli avversari hanno cominciato a rispettarci, però ormai avevamo già cominciato a fare punti e a prendere un po' la distanza dagli altri. Credo che la scelta del mister sia stata il giusto connubio tra quelli che erano tra virgolette i vecchi che abbiamo riconfermato e i giovani, che tra l'altro lui aveva già allenato vincendo anche il campionato di Juniores Elite, e quindi era secondo noi la persona più adatta per poter amalgamare un gruppo giovane e anche una scelta sicuramente coraggiosa da parte della società, però è stata ampiamente ripagata sopra le aspettative sicuramente. Mister, è stata sì una scelta ripagata senza dubbio. Eri cosciente che ti aspettava un campionato difficile perché arrivavi, insomma, questo sostituisce Bruno Gava, ma chi è, ma cosa farà? Eri cosciente? Ero coscientissimo, anzi all'inizio è stata dura, ho cercato di prepararmi il più possibile, questo sì, è che come ha detto Oma, come ha detto il presidente, cioè c'erano dei punti di domanda. Dopo adesso sono diventati esclamativi, penso perché sì, la vittoria è stata veramente esaltante, però all'inizio siamo partiti appunto tanta gente era titubante. Forse anch'io, prima volta che allenavo la prima squadra, il passaggio non è piccolo, è appunto questo, però i ragazzi hanno sempre dimostrato già dall'inizio che eravamo tosti, hanno sempre seguito, hanno cercato di forse anche dimostrare che potevano starci là davanti con tutti quanti, e dopo si è creato durante l'anno la consapevolezza che era difficile batterci. Ripeto, abbiamo preso 11 gol finora e abbiamo preso 4 gol mi sembra la giornata andata, vuol dire che eravamo tosti e siamo stati tosti tutto l'anno, e dopo a metà anno, visto che eravamo là, hanno detto perché non provarci, e dopo è successo quello che è successo. Va bene, ancora non volete chiamarlo, insomma, la vittoria, anche se c'è stata la vittoria, insomma, c'è stato quello che c'è stato, dicevi, no? Giustamente. Presidente, quindi dire che ve l'aspettavate, l'ha già detto in apertura, non ve l'aspettavate. No, dobbiamo essere onesti, non ce l'aspettavamo. Di fare bene sì, comunque. Sì, di fare bene sì, perché eravamo consci del settore giovanile, che c'era una programmazione fatta da Fabio De Martin. Poi ne parliamo con Fabio, che esattamente, che hanno sempre lavorato in connubio insieme, Fabio De Martin con il DS Omar Leiballi. E mi ha fatto una squadra giovane, quindi di conseguenza Omar doveva parlare con Fabio e hanno fatto un grossissimo lavoro, assolutamente sì, un grossissimo lavoro, un trionfo che mancava al Vittorio da un quarto di secolo, da 24 anni, molto probabilmente ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una cosa grande, anche perché a nostro favore parlano i numeri del genere, sono secondo me irripetibili.
Per quanto riguarda 24 anni sono tanti, Assolutamente sì, assolutamente sì. E per quanto riguarda il mister invece c'è da dire una cosa, tutti quanti erano scettici, noi non eravamo scettici. Io l'ho avuto come giocatore, l'avevo in prima squadra. Non era male come giocatore. Non era male come giocatore, ma soprattutto non era male, era già un allenatore in campo nei confronti dei suoi coetanei e compagni, quindi io ero abbastanza tranquillo sulla scelta del mister, che è stata ampiamente ripagata, anche perché è stata una scelta in virtù dei giovani che c'era un progetto, sì. E quindi mi andava benissimo, già conosceva i giovani, come ha detto Omar prima, quindi per noi andava tutto bene. Tutto bene. Dicevamo 24 anni che mancate da questa Serie D. Le voci in questi anni sono state delle più disparate, che dovevate chiudere, che dovevate ripartire, che dovevate far fusione col Conegliano, che dovevate far fusione col Belluno, di tutto e di più. Però avete sempre tenuto poi una linea che insomma da soli ce l'avete fatta, pian pianino avete sistemato un settore giovanile che adesso è di tutto rispetto, direi che è un buon lavoro. Nel settore giovanile siamo partiti da zero. Il settore giovanile a Vittorio non esisteva, quindi qua devo dare atto prima a Iano Truccolo, siamo partiti con lui, e poi la sferzata di giovinezza e di professionalità che ha portato Fabio De Martin, e là siamo partiti, ha fatto una cosa grande, veramente una cosa grande, irripetibile come ho detto prima, e lo dimostra il fatto anche che si è avvicinata a noi e abbiamo fatto un centro con il Milan. Con il Milan, sì. No, non cosa da poco, ci hanno corteggiato per parecchi anni. Abbiamo anche la conclusione di questo settore giovanile con il centro Marco Polo. Non è un centro Marco Polo, abbiamo un centro tecnico proprio come Vittorio. Sì. Il Milan si rapporta al Vittorio per tutti i giocatori che ci sono in tutte le zone limitrofe a noi. Noi non andiamo sicuramente a portare via i giocatori alle società vicine, ma cerchiamo di collaborare. Però nel nostro territorio vogliamo essere noi, non andiamo in giro sicuramente a... 24 anni dicevamo, e quindi anche e soprattutto per la città di Vittorio è una bella soddisfazione, perché Vittorio ha sempre avuto poi tra l'altro tradizioni calcistiche. Assolutamente sì, da una vita, e credo che per il Vittorio sia una soddisfazione grandissima, è un trampolino di lancio anche per la città, saremo sempre su tutte le cronache, quindi credo che anche i due sindaci, non dimentichiamo che noi abbiamo fatto una fusione, anche, non dobbiamo dimenticare, del San Martino con l'Umberto, che tra l'altro ci hanno messo a disposizione la lungimiranza di Beppe Donandelli, sindaco, in collaborazione anche con Vittorio Veneto, abbiamo fatto un sintetico. Noi abbiamo 10 squadre del settore giovanile che non sapevamo dove allenarli. Vittorio Veneto ha un campo. Il Barison. Il Barison. Se non avevamo il sintetico, dove andavamo a allenare queste 10 squadre? Quindi nei Valli c'è stata questa fusione, no? C'è stata tra voi nel 2005 già, tra voi e San Martino Columbertese, e avete la possibilità, come diceva il Presidente, di giocare in questo sintetico che è stato fatto sulla salita lì di Columberto della Columbertese. Esatto, ed è stato fatto in sintetico, lungimirante in effetti l'amico Beppe Donadel, che da ex giocatore insomma capisce qualche cosina. L'ho avuto anche come mister. Esatto, l'avete abbiamo avuto iniziato anche come mister. I primi 2 anni della fusione li abbiamo avuti come mister. Quindi insomma è andato tutto bene. Diciamo che sono stati 7 anni di programmazione, di soddisfazione, e io credo che quest'anno sia stata l'apoteosi e che abbiamo scritto comunque ci siamo ritagliati una piccola storia del settore giovanile e anche della prima squadra sul panorama calcistico del Veneto, sicuramente, perché riportare dopo 24 anni il Vittorio in Serie D e come l'abbiamo fatto credo che sia di esempio per tutto il calcio sicuramente del nord-est, anche perché, ripeto, abbiamo giocato che quest'anno con 4-5 sempre fuori quota, quando l'obbligo era 3, quindi, e tutti del nostro settore giovanile e comunque tutti i ragazzi limitrofi, non abbiamo mai preso ragazzi da distanze eccessive, e quindi questo ci ha ripagato sicuramente. No, sai cosa? Il fatto di aver raggiunto dopo questi anni con le proprie forze e soprattutto lavorando, come dicevi te, in loco, insomma lavorando. La programmazione è la base di tutto. 2 campionati vinti, 2 Coppe Italia e una finale persa danno dimostrazione comunque di aver fatto
un buonissimo lavoro. Abbiamo vinto anche il campionato dopo ne parlerà magari Fabio della Junior Race Elite quest'anno, quindi diciamo che è andato meglio di bene, così, meglio di si così. poteva sperare, insomma. Mister, intanto abbiamo la riconferma oppure no? Vedi che insomma, lo riconfermerete, penso, no? Al di là di quello che con un gruppo meraviglioso, sì. Così come facciamo a non riconfermare tutti quanti? Esatto, quindi la rosa è riconfermata, il mister è riconfermato, siamo ad annunciarlo in questo nostro spazio appunto dedicato allo sport di marca, e quindi bene, ben venga. Se era impegnativo prima conquistare la Serie D, adesso ancora di più. Ancora di più, perché c'è un altro bel saltino da fare. Sì. L'anno scorso l'ho fatto io il saltino perché la squadra c'era già in eccellenza, dunque sapeva già, e i ragazzi quelli più esperti, più vecchi tra virgolette, sapevano già. Adesso è un saltone, è un saltone. Io ho giocato in interregionale, ma negli anni passati, purtroppo tanti anni fa, e allora adesso si andrà a vedere qualche partita, bisogna andare a vedere per capire, però con la volontà, secondo me, la abnegazione che ci abbiamo messo quest'anno, bisogna riproporla il prossimo anno, dopo tutto può succedere, per carità. Perfetto. Però è sempre facile dire vabbè, ma il livello si è abbassato, perché ci sono gli addetti ai lavori che dicono sì, ma il livello si è abbassato. Mica vero, perché per vincere un campionato ci vuole sempre... Assolutamente. No, ma io ho ricevuto i complimenti da tanti colleghi, da tanti avversari che mi hanno fatto piacere, tutti quanti mi hanno detto guarda che è difficile è vincere, cioè quello sì. Dopo dalla nostra parte, cioè, non è che possiamo dire sì, siete stati fortunati, avete vinto, avete anche fatto pochi punti, gli altri non l'hanno vinto perché hanno perso, così. Dalla nostra abbiamo anche i numeri, perché abbiamo perso solo una volta, abbiamo appunto quel discorso anche dei poche rette subite e così, allora abbiamo vinto tutti gli scontri diretti, siamo imbattuti in trasferta e sicuramente adesso ci rimarrete perché avete 3 partite casalinghe, sì, no? Ecco, allora così. Cioè, sicuramente non è frutto del caso, i ragazzi sono stati meravigliosi, da dire questo. Ecco, sul gruppo poi vediamo. Adesso avete 3 partite casalinghe, dicevamo, e concluderete, noi andiamo in onda sabato, quindi giocherete domenica contro il Concordia, sì. E poi il 5 contro la Feltrese, ma il 5 è festa. Festa grande. Di solito, adesso non vorrei portare gramola, ma si dice sempre che insomma la festa dopo succede quello che succede, si perde, si vince. Esattamente. Sì, tanto non cambia nulla, metti le mani davanti, sì. Fabio De Martin già dice di no, che non vuole perdere, quindi vabbè. Però insomma sarà festa grande a Vittorio Veneto. Come ha reagito la città, Presidente? Ha fatto un po' un sondaggio, qualche amico? Bene? Direi bene, sì. Tutti entusiasti, ho letto anche parecchi articoli, anche il sindaco ci vuole premiare il Panatron, quindi c'è dell'interesse e forse si rendono più conto loro dell'impresa che abbiamo fatto che noi, che ancora... Bene, direi molto bene, molto bene. Beh, lei si renderà conto tra un po' di mesi, quando sia uno che l'altro e cominceranno a chiedere qua bisogna comprare qualche don, qua bisogna... Ma per noi questi problemi qua non li abbiamo, noi facciamo quello che sappiamo fare con i nostri mezzi, con umiltà e il risparmio. I momenti sono drammatici, ci sono le aziende che chiudono, ci sono gli operai a casa, quindi tutti l'ho detto anche in un'intervista l'altro giorno per Radio Top, e spero che sia di esempio il Calcio Vittorio, che è parecchi anni che abbiamo invocato questa strada qua al risparmio. Non c'è nulla da fare, questa è la strada. Giovani che vengano a giocare per passione, gruppo, e spendere poco. Non c'è alternativa nel calcio, assolutamente. Tanto tocca ai balli convincerli, o no? Non è sempre facile. Adesso spendo, se mi permetti, una lancia di ringraziamento mio personale che voglio fare al nostro capitano Luca Gaiotti, che quest'estate sicuramente mi ha dato una grossa mano, perché a fine stagione c'era un po' di, vista la programmazione che avevamo fatto, che dovevamo mettere abbastanza giovani, comunque questa è la nostra linea.
Qualcuno dei nostri ex giocatori l'ha presa come un ammaino di bandiera e c'è stato così una specie di fuggi qualcuno perché via, sì. pensavano che a Vittorio Veneto il ciclo fosse finito, e qua devo ringraziare Gagliotti che ci ha creduto, mi ha dato una mano, sono rimasti quelli che dovevano rimanere di fatto, i cosiddetti vecchi che ci hanno dato una mano, sono stati bravissimi quest'anno secondo me, perché hanno aiutato i nostri ragazzi a crescere, non li hanno sempre aiutati, applauditi quando sbagliavano qualcosa, e quindi su quello devo ringraziare tutti i vecchi, in particolare comunque Gagliotti, e i ragazzi sono stati splendidi in tutti, ma anche in maniera comportamentale, educati. Io credo che un gruppo così da riproporre. Poi mister si è trovato un'esplosione di questo, lo conoscevamo tutti quanti, ma sto De Martin che ha fatto strage di gol e ha fatto la differenza, no? Anche in questa categoria. Ma lui veniva anche da un lungo infortunio, sì. Aveva ripreso 1 anno e mezzo, e il problema di Massimo forse era, cioè sicuramente non erano le qualità, che non si discutono, aveva avuto un passato non indifferente, dunque quello non si discute. Vieni pure Fabio. Non si discute. Ha fatto un cambio della guardia momentaneo. Il discorso era forse che lui doveva convincere che doveva allenarsi seriamente, con cattiveria, con volontà, perché doveva riproporre queste qualità. Dopo, secondo me, lui ci ha messo molto del suo, la squadra l'ha aiutato, questo sì, e devo ringraziarlo, al di là dei vecchi che devo ringraziare, perché sono stati al mio fianco anche, e mi hanno aiutato appunto con i giovani, e forse un aiuto anche, una convinzione anche mia, che mi hanno dato anche a me, sì. Perché forse anch'io avevo bisogno appunto come prima esperienza che qualcuno, e Massimo è stato tra quelli che ha tirato di più il gruppo, che ha sempre lottato, che se magari il giovane magari la corsa in meno non la faceva, era il primo a spronare tutti quanti, e questo spirito qua l'ha portato. Dopo logico che se la convinzione c'era, le qualità dopo sono uscite. È logico che ha fatto una stagione strepitosa, ha fatto i gol magnifici. Sembra sia arrivato a 22 e non è finita. Adesso ha un piccolo problemino, però dice: mister, io voglio giocare ancora, però mancano ancora appunto 2 partite e vediamo di riuscire che vinca sta classifica. Se lo meriterebbe sicuramente. Certamente, ma non tanto appunto per la convinzione che ci ha messo a ritornare quello che magari era più giovane. Sì, per carità. Passiamo l'inquadratura su Fabio De Martin. C'è stato il cambio con Omar Leiballi, adesso arriva l'inquadratura, eccolo qua. Fabio, buona giornata anche a te. Buona giornata a te, Mirko. Poi vediamo un attimo il discorso del settore giovanile, perché lo avete proprio fatto rinascere, quindi gran parte del merito è anche tuo. Qual è stato il momento in cui hai detto: mister, ce l'abbiamo fatta? Non mi dire la penultima giornata, perché è troppo facile. Non la penultima, però la terzultima. Io l'ho detto anche ai ragazzi, cioè, che era brutto buttare via in queste ultime giornate 8-9 mesi di sacrifici che abbiamo lottato. Allora bisognava tenere duro, e finché però non avevamo una matematica, si sa. La convinzione, secondo me, dei ragazzi della squadra che potevamo starci là davanti e che dovevamo starci, è stata la seconda giornata del ritorno, quando siamo andati a giocare sul neutro a Longarone contro il Ripa, che è stata sì. la nostra squadra avversaria. Aveva dichiarato anche lei, mi pare, no? Sì. E là, vincendo quella partita là, che anche quella è stata una partita combattuta, è stata veramente una bella partita, però là siamo riusciti a vincere 3-0, ma al di là del risultato che poteva 2-0, cioè quella vittoria là ci ha fatto capire che forse, giocando sempre con quell'intensità, quella cattiveria che ci abbiamo messo sempre dopo, perché potevamo starci da davanti. Dopo ci ha sempre creduto. Dopo il passaggio c'è stato verso fine febbraio, primi marzo, quando abbiamo avuto 2 partite in casa. Cioè abbiamo fatto 3 partite in una settimana, perché avevamo un recupero in mezzo e avevamo qualche infortunato,
e là siamo riusciti a vincere lo stesso, e allora là il gruppo ancora di più ci ha creduto, e dopo siamo arrivati a Istrana, che era la terza, era una squadra che gioca a calcio veramente bene, e siamo riusciti a vincere anche là, allora là dopo non potevamo. Ecco, io quest'anno non ho seguito l'eccellenza, ma ho seguito la promozione, quindi però i miei colleghi mi hanno detto che quando giocava il Vittorio Veneto, insomma, si vedeva un po' di calcio giocato. Io sono contento, al di là dopo di aver vinto, che è logico che tanti mi hanno fatto i complimenti per questo discorso, cioè che venivano allo stadio, c'è gente anche di altre squadre, di altre formazioni, anche amici personali e così, che venivano e mi dicevano però cercate sempre di giocare la palla, si sono divertiti, e quello, cioè per me almeno, è la più grossa soddisfazione. Ma è la cosa principale anche. Certo, no? Sì, no, questo sì. Perché siamo anche stufi di vedere in certe categorie palla avanti e avanti. Però, ripeto, logico che vuol dire che anche i ragazzi avevano una certa qualità, che, ripeto, ritornando al discorso di prima, magari all'inizio sì, potevano saperla, però potevano saperla solo a livello giovanile, e dopo il confronto lo fa sempre il campo. Però dopo il discorso, la qualità dopo è uscita. Sta di fatto però che se non c'è intensità, se non c'è cattiveria, se non c'è voglia di migliorarsi negli allenamenti, la qualità non esce. Qui sono d'accordo con te. Hai fatto il giusto binomio con il settore giovanile, perché è vero, insomma, o l'impari, Presidente, o l'impari a giocare da giovane, palla a terra, e provare a giocare. Io ho visto qualche partita dei vostri giovanissimi, per esempio, si cerca di giocare, non è che ci sia la solita palla avanti, sì. e come si diceva una volta, palla avanti e pedalare, no? Quindi si prova a giocare, se poi arriva il gol bene, altrimenti, insomma, però abbiamo dimostrato qualcosa. Fabio, è questo l'intendimento lanciato al Vittorio Veneto anche nel settore giovanile? Ma guarda, ti dirò, noi abbiamo iniziato un percorso, come diceva il Presidente, 7 anni fa, con il mio predecessore che aveva Tu sei l'unico senza voce, sono senza voce perché gridato tanto. Ho avuto un weekend abbastanza duro, ho iniziato sabato con la Juniores e domenica con la prima squadra, e quindi mi scuso per chi mi vede e mi ascolta, ma è stato effettivamente un weekend molto duro, che mi auguro di ripetere al più presto. E i tempi di recupero non sono più quelli di una volta. Questo è vero. Comunque hai 3 giornate dove potrai scatenarti di nuovo. No, ti dicevo, è un percorso che è iniziato con il mio predecessore, che voglio ricordare anch'io, che è il signor Trucco Loliano, che aveva organizzato al meglio il settore giovanile del Vittorio Veneto. Parliamo di 7 anni fa. Dopodiché 5 anni fa sono arrivato io assieme, e qui voglio citare un paio di persone determinanti per questa crescita, e uno è Giorgio Bianchi, che è un deus ex machina del settore giovanile, perché è presente al campo 25 ore al giorno, se fosse possibile, e tu lo conosci, Giorgio. E l'altro sono i segretari, che sono sempre presenti per fare in modo, i Walter Tomasella, i Sandro Pompeiano, gente che è sempre stata con noi, è sempre stata lì e ci ha sempre dato una mano. Un settore giovanile si costruisce così, e si costruisce prima di tutto se c'è una proprietà, una dirigenza che lo vuole fare e che ci crede. Perché Fabio, Omar o Giorgio Bianchi possono voler fare una cosa, ma se chi è sopra, e uso il termine sopra magari anche impropriamente perché non ce l'ha mai fatto pesare, ma non perché qui a fianco mi conosce, vuole fare qualcosa. E quindi l'impostazione che è stata data a Vittorio Veneto San Martino Colle è stata proprio quella di riuscire ad arrivare a dei risultati tramite un percorso che inizia dai piccolini. In prima squadra, e penso che magari, non so se il Presidente o Stefano mi possono smentire, abbiamo adesso 7 o 8 ragazzi che arrivano direttamente dal settore giovanile del Vittorio Veneto. Quindi tu puoi immaginare, in un momento di difficoltà economica generale, di crisi generale, cosa vuol dire riuscire a crearsi dei giocatori in casa. Per quanto riguarda il cercare di giocare la palla, è un diktat che tentiamo di dare ai nostri allenatori. C'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, però io sono uno che crede che una squadra che ha la palla sui piedi è sempre più facile che faccia gol di una che non ce l'ha, ed è una cosa abbastanza semplice questa. Detto questo, il sintetico di Colle Umberto ci aiuta in questo, perché ci aiuta a fare degli allenamenti specifici, degli allenamenti di un certo tipo, e dopodiché non ti nego che l'accordo fatto con il Milan come centro tecnico a livello regionale ci impone anche alcune tipologie di allenamento e alcune tipologie di gestione dei ragazzi che ci aiutano
per creare dei giocatori possibilmente che possono arrivare ai settori professionistici importanti, ma anche che possono arrivare in prima squadra a Vittorio Veneto, come è successo quest'anno. Chiaro. 7-8 giocatori sono trasbordati, diciamo, dal settore giovanile. Tu li conoscevi già tutti o te li sei trovati da plasmare ancora? No, io conoscevo gran parte, sì, quasi tutti. Sì. No, è stato... È brutto fare dei nomi, però insomma qualcuno che t'ha sorpreso in positivo si può dire o preferite no. Di no per non montare la testa? No, non è questo, perché mi ripeto un po'. Anche chi ha giocato meno o poco ha dato cioè si è sempre fatto trovare pronto, e soprattutto negli allenamenti sono sempre stati, si sono sempre allenati al 100%, cioè anche se uno restava fuori, non giocava così, però l'impegno, questo secondo me il segreto è questo, che non ci sono state lamentele, c'è sempre stata da parte anche del più giovane, che magari sì, una professionalità e un impegno e un'intensità negli allenamenti che dopo serve agli 11 che vanno in campo, però quando ti tocca, perfetto, serve un po' tutto il gruppo. E devo anch'io ricordare una cosa, chi ha lavorato assieme a me, perché il preparatore atletico Alessandro Bolzan, che è veramente figura importante ormai, no? Importantissima, perché è professionale al massimo, aveva già avuto esperienze, ecco, lui aveva già esperienze in Serie D, allora qualcosa possiamo rubare lui, se forse è quello. E non devo dimenticare il preparatore dei portieri, Gianluca Daroda, che sicuramente ha qualche merito anche lui, perché Tonon quest'anno ha fatto una grande annata, non solo quest'anno devo dire, perché Andrea ha fatto bene, non è facile, sì, è facile dopo dire sì, tirare una volta due in porta, però è il solito discorso, ecco, perfetto, è stato determinante, ha parato 2 rigori decisivi, perché la partita sì, stavamo vincendo, però dopo andava su pareggio, è stato determinante anche quello al ritorno, dunque anche a Gianluca complimenti e così. Quanto importante può essere questa vittoria, questo passaggio in Serie D per tutto il movimento giovanile, Fabio? Direi abbastanza. Secondo me è importantissimo. Uno, perché prima di tutto adesso dobbiamo valutarla, adesso in questo momento non era preparata, però noi non eravamo impreparati a livello di settore giovanile, ma questo lo dico senza falsa modestia o senza nascondermi dietro un dito. In un periodo, come ti dicevo, dove alcune realtà anche locali hanno dovuto abdicare, noi siamo riusciti a crescere. Questo diventa importante, determinante conquistare la Serie D, diventa importante perché diventiamo un punto di riferimento della zona. Cito alcune società storiche, la Secilese, il Pordenone, non voglio arrivare a discorsi di Montebelluna, cose del genere, che magari sono ancora un passo sopra, la Liventina Gorghense, adesso c'è anche il Vittorio. E devo essere onesto, il Vittorio mancava a livello di settore giovanile, Presidente, non voglio dire una stupidaggine, ma da una trentina d'anni. Da una vita, un quarto di secolo. Quindi parliamo che diversi giocatori da Vittorio sono partiti per il professionismo, mi vengono in mente i vari Pin, i fratelli Pin, mi vengono in mente, ieri leggevo il giornale, l'altro giorno leggevo il giornale e vedevo illustri personaggi, Carletto Osti, piuttosto che mister Ilario Castagnier. Noi non abbiamo la presunzione di arrivare a quei livelli, però nel nostro piccolo anche adesso cominciamo ad avere dei ragazzi, mi ricordo Losada che gioca nella Berrettini dell'Inter, che è partito da Vittorio, il Serafin che gioca a Padova, lo stesso De Martin che gioca negli allievi del Padova. Quindi qualcosa già stiamo muovendo, vogliamo diventare un punto di riferimento importante Ti manca solo uno da dare al Milan, bisogna che lo diate, insomma, perché ci dobbiamo muovere per questo, bisogna trovare uno che c'è qualche colpa allerta. È giusto, insomma, perché altrimenti anche il Milan, insomma, poi il Milan è di casa lì, perché vedo sempre Otello Di Remigio che gira, Pippo Groppi e tutti quanti, Loris Pradella, quindi insomma c'è un movimento che attorno al Milan e attorno al Vittorio Veneto, insomma, mi pare vivo
e vegeto. Se posso permettermi solo una piccola considerazione, uscendo un attimo dal mio ruolo, ma come dicevamo prima con Omar, lavoriamo in simbiosi, quindi lo scambio è reciproco, che secondo me stiamo crescendo molto anche a livello logistico e a livello di preparazione di un'attività, e su questo non voglio dimenticare alcuni personaggi importanti che girano intorno alla prima squadra, e mi viene in mente, Presidente, di fare un nome su tutti, che è quello di Fabrizio Gallo. Stiamo parlando del team manager della prima squadra, che è una persona che effettivamente è il trade union ideale fra società, giocatori, mister e staff tecnico. Non è una sviolinata, è veramente una cosa importante, è una cosa importante per questi successi. Quando c'è il successo, secondo me ci sono tutte le componenti che vanno al 100%. Dal magazziniere in su. A Vittorio Veneto è andata così quest'anno. Allora, 24 anni, adesso Omar si è allontanato un po', Presidente, però ma ci ascolta, ma qualcosa avrà chiesto, adesso insomma avrete già incominciato, vi state godendo solo il successo o avete già cominciato a sondare? Assolutamente no, la nostra è una società atipica, siamo tutti quanti che lavoriamo, e parecchia gente a gratis per la passione, siamo un gruppo di amici a livello dirigenziale e non solo, perché con Fabio e con Omar c'è dell'amicizia, sì. E portiamo avanti questa società veramente con uno spirito di amicizia, e questo credo sia il nostro punto di forza. Nessuno pretende soldi, anzi li mettono, non tantissimi, ma però qualcuno li mette, li mettono, questo è importantissimo. E quindi noi andiamo avanti per questa strada qua, nessuno mai chiede niente in più. È chiaro che per la Serie D c'è un salto di qualità notevole, qualcosa dovremmo provvedere nei punti chiave, però il nostro spirito è quello del risparmio e di far crescere il settore giovanile. Noi faremo giocare più giovani possibili. Qua c'è il mister che mi ascolta e lo sa già. Allora, il Presidente non si sbottona, però insomma, Omar nemmeno. Allora usiamo il condizionale. Se potessi scegliere, dove vorresti qualcosa da rinforzare? La fortuna del Presidente. Caniseria non si sbottona neanche questo. La fortuna del Presidente della società è che in Serie D devono giocare 4 obbligatoriamente. È vero. E allora, secondo me l'ha fatta il Presidente è contento per questo. E allora così. No, logico che sicuramente già riuscire a tenere il gruppo secondo me sarebbe una cosa positiva. Logico che secondo me 2 o 3 elementi di categoria bisognerà cercare almeno di provare ad inserirli. Dopo però bisogna fare i conti con i due. Dopo i signori qua, però, insomma, così. No, quello sì, è logico che un inserimento per reparto almeno ci vorrebbe. Però, quindi un inserimento per reparto, diciamo, sì. Sì. Quindi vabbè, l'attacco, insomma, se continua la buona voglia la buona verve di De Martini, insomma, affiancare qualcuno, centrocampo bisogna sistemare un attimino, e poi difesa, portiere siete a posto. Portiere a posto e difesa qualche centimetro in più magari. Ecco. Presidente, le abbiamo dato qualche tocco, Condivido. Quanto condividere siamo a posto, quindi vabbè, condividiamo e andiamo bene. Che campionato è stato della Bella? Duro, difficile? Adesso io potrei dire semplicissimo, facile, tanto nessun campionato è facile. È un campionato duro dove avevano squadre preparate con non solo dal punto di vista fisico, anche squadre che giocano a calcio. Tutti quanti cercavano i punti deboli dell'avversario, cambiavano tattica, una volta giocavano con un modulo, una volta con l'altro, venivano a vederti, e giustamente è un campionato che si rispetta, questo sicuramente. E ho trovato tutti quanti erano preparati, insomma, per farlo, anche i mister avversari erano sempre pronti, cercando di variare il più possibile. Noi, quello che posso dire, forse mi ripeto, è che non abbiamo mai regalato niente, non abbiamo mai, perché capita nel campionato avere una fase dove il mese, i 15 giorni magari non sei a posto fisicamente, 3 squalificati magari nei ruoli chiavi.
Invece siamo riusciti sempre ad andare a che poi un allenatore viene etichettato, no? Perché le squadre della Bella calano in autunno oppure in primavera. Tu niente, no. Tu per il momento niente. Allora, loro non si sbilanciano sugli acquisti, ma qualcuno ti ha chiamato? No. Anche questo ho capito. Presidente, No, l'abbiamo blindato questo. È già blindato. È già blindato. Tranquilli. Tra le altre cose ci deve qualcosa, noi dobbiamo tanto a lui. Secondo noi ci deve qualcosa. Ecco cosa succede. Lo devo tranquillizzare, non è che debba mettere soldi. No, i soldi no. Perfetto, ne avete parlato per 10 minuti prima, che era una scommessa che nessuno dà. Noi ci abbiamo scommesso, quindi qualcosa ci deve. E noi dobbiamo tanto a lui, per l'amor di Dio, però insomma. Sì, no, su questo ha ragione anche il Presidente, perché effettivamente una società che fa una scelta di, adesso non so se vi siete lasciati bene con Bruno Gava, assolutamente sì, benissimo, e scegliere, tu eri il secondo di Bruno Gava in pratica, no, però insomma collaboravi con lui, certo. Cioè, chi ti ha trovato appunto sulla panchina e diceva mamma mia che scelta che ha fatto il Vittorio, quindi è vero che gli devi qualcosa, insomma dai. Adesso diamogli un altro campionato fatto bene e quindi siamo a posto, hai finito tutto. Presidente, basta uno, anche due sì, no? Porta su da Serie D e saliamo, quindi. Noi abbiamo sempre fatto della programmazione con i mister, non si fa nulla in un anno, dopo ognuno prende la strada che vuole. Comunque noi abbiamo una programmazione, se il mister ci segue e avrà la bontà di seguirci, noi programmiamo il futuro con. Il bello vostro è che siete sempre andati, come dicevamo, parlavamo qualche volta con Fabio, siete sempre andati passo passo, no? Mm-hmm. Cioè non avete mai fatto come si dice in dialetto, il passo più grande della gamba, no? Assolutamente sì. Quindi avete sempre fatto quello che potevate fare e questo effettivamente ha pagato. Con i nostri mezzi ha pagato alla fine alla grande anche. E poi non è sempre scontato che si vinca poi. Anche se programmi, il calcio è tutto il contrario di tutto, non c'è nulla di scritto. Io quest'anno ho visto delle squadre con una potenza incredibile, della Bella lo può dire meglio di me, c'era un Ripa che aveva dei giocatori, se li guardavi uno a uno a nomi incredibili, la stessa Liventina Gorghense, il Lia Piave, parecchi anni che sta tentando di andare su, aveva uno squadrone. Assolutamente sì. Bene, noi siamo quasi in chiusura di questo nostro sport di marca. Omar, vieni, mettiamoci qua perché facciamo il finale, almeno ci vediamo tutti e quattro, facciamo un sunto finale, insomma, un sunto generale di quello che è stato. Insomma, Presidente, 24 anni e finalmente il Vittorio Veneto ritorna in Serie D. Tanta roba. E questa è una bella frase per chiudere. Tanta roba. Omar? È stata un'annata bellissima e speriamo che il prossimo anno di avere ancora delle soddisfazioni. Partiamo sempre per salvarci. Va bene, ma qui lo accettiamo. Ma per davvero stavolta. Sì, qui lo accettiamo, insomma. Però poi non si sa mai, sulle onde dell'entusiasmo. Guarda, quando ci salviamo abbiamo già vinto il nostro campionato il prossimo anno. Perché mi ricordo le prime partite di quest'anno, tutti dicono sì, ma vabbè, ma viaggiano sulle onde dell'entusiasmo, vanno. Invece poi, come diceva Stefano, il nostro primo quest'anno erano i 40 punti. No, noi abbiamo festeggiati i 40 punti quando siamo arrivati. Noi abbiamo già vinto il nostro primo campionato. Noi abbiamo festeggiati dopo che la gente in spogliatoio veramente, non è per scaramanzia o cosa, questo sì, logico che gli ho detto ragazzi, siamo arrivati a 40 e magari dovevamo arrivare all'ultima giornata a 40, siamo arrivati quasi alla terza del ritorno. Io ho detto ragazzi, qua non è che il treno passa ogni anno che si può vincere un campionato, bisogna salire, bisogna provare di salire, dato ci sono giocatori, noi abbiamo parlato di Massimo De Martini, mi dice mister, io ho 30 anni però devo ancora vincere un campionato. Questa è stata la forza, ma è la forza non solo di Massimo ma di tanti altri. Allora, capita, ci sono giocatori che fanno una buona carriera, però non vincono neanche il campionato, è capire, forse ancora oggi noi non riusciamo a capire cosa abbiamo fatto, però vincere un campionato di qualsiasi categoria non è facile. Non è facile, Ti ricordo sicuramente 3 anni fa con Piovanelli noi abbiamo fatto 64 punti e quest'anno in promozione, quest'anno abbiamo vinto il campionato matematicamente a 63 di fatto,
e al 64 siamo arrivati secondi, non abbiamo perso nemmeno una partita e siamo arrivati secondi a 5 punti dall'Oppetalgina, quindi vincere un campionato non solo con i numeri, non riesci a farlo. Qualche vecchio tecnico ha telefonato facendo i complimenti? Direi proprio di sì, ho passato 2 giorni che il telefono che era meglio staccarlo. Non me l'aspettavo veramente, ma complimenti da parte di tutti e li ho sentiti anche sinceri. Il primo messaggio che mi è arrivato è stato quello di Bruno Gava con i complimenti. Questa è una bella cosa, Vedo una Fede lustra, lucida. Tua moglie si è accorta che hai vinto il campionato oppure no? Sono a rischio io, perché già 2-3 sere che arrivo più là del solito, allora signora porti pazienza, ecco. Sì. Bene, Fabio De Martin invece con i suoi giovani tutto a posto? Sì, speriamo di continuare così, di riuscire a dare qualche altro elemento al misto della prima squadra, anche perché ho visto che il presidente non gli vuole comprare nessuno. Quindi glieli devi forgiare, A me fa anche gioco, perché vuol dire che mi dovrà comprare qualcosa sotto per i ragazzi. Se non spende da una parte, Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro naturalmente, ma a tutti quanti, e forza Vittorio Veneto in questo caso con il nostro spazio appunto di questo nostro spazio dedicato alle vittorie della marca trevigiana, quindi grande Vittorio Veneto dopo 24 anni sale in Serie D. Grazie a tutti voi e buona prossima stagione.